iniziare a dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, in questo momento veniamo alla tua presenza. tuo figlio, vogliamo ringraziarti, Padre, ancora per questo giorno, Signore. Grazie per la vita che ci ha donato, ma soprattutto grazie per l'opportunità che tu ci doni ancora in questo momento di poter innalzare il tuo santo e meraviglioso nome, Padre. Ti preghiamo, Signore, che la tua benedizione scenda in questo luogo, Signore, che il tuo Spirito, Padre, possa, Signore, inondare i nostri cuori. E ancora in questo momento, Signore, prendiamo l'autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, libertà, guarigione, Signore, ovunque la tua parola è innalzata, ovunque la tua parola è predicata. E a te, oh Padre, diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Risposta al tuo amore, quell'amore infinito che mai ha tradito e mai tradirà. La lode è la risposta alla croce che dona tua voce alla tua gioia dentro me. Come Daniele, dillo. E come Daniele la fossa davanti ai problemi, e come Giona canterò forte dentro la prova, e come Neemia costruendo la vita pezzo su pezzo ti darò la gloria, e come Davide alla tua presenza voglio danzare, voglio danzare, voglio dare. E come Daniele rimarrò in piedi dentro la fossa davanti ai problemi, e come Giona canterò forte dentro la prova, e come Neemia costruendo la vita pezzo su pezzo ti darò la gloria, e come Davide alla tua presenza voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare, voglio danzare. Hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia, nella tua casa io canterò, la mia forza sei tu. Gesù, hai mutato il mio lutto in danza, rivestito il cuore di gioia, nella tua casa io canterò, la mia forza sei tu. Chi? Gesù. Alleluia. Sì, Signore, c'è gioia nella tua presenza. E per questo vogliamo danzare, Signore, alla tua presenza. Benedetto sia l'Eterno, perché ha udito la voce delle mie suppliche. L'Eterno è la mia forza, è il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò con il mio canto. Amen. Celebriamo il Signore con il nostro canto. Innalziamo la nostra voce a colui che è santo. Alleluia. A te la lode, Signore. A te la gloria, Gesù, alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore. Santo, santo, santo sei, oh Padre. Buono è stare alla presenza tua, Gesù, gioia del tuo amore, adorandoti, oh Dio. Buono è stare alla presenza e adorare il tuo nome. Oggi esaltiamo, grande, buono,
presenza tua Gesù, gioiendo nel tuo amore, adorandoti, oh Dio, buono è stare alla presenza e adorare il tuo nome. Oggi esaltiamo, dillo, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno. Dillo, c'è gioia nella tua presenza, 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 grande, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno, grande, buono, uniti dichiariamo che sei eterno. Alleluia. Sì, Signore, tu sei l'Eterno. Ed è buono stare alla presenza di Dio, perché nella presenza di Dio c'è pace, c'è serenità, c'è gioia, c'è liberazione, c'è guarigione. Alla presenza di Dio non ti manca nulla, fratello mio, sorella mia. E permetti allo Spirito Santo di dimorare dentro di te, affinché la presenza di Dio sia sempre con te. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, è il gregge che la sua mano conduce. Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Alleluia. Il Signore cerca adoratori. Sii un adoratore questa sera. Apriamo i nostri cuori alla sua presenza. Ti adoriamo, Signore. Vogliamo adorarti con tutto il cuore, Signore. Siamo qui per adorare te, Signore. Alleluia. Ti amo, Dio, la tua grazia mi sostiene, i giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché riposerò, io canterò della tua sei fedele, tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà, amo la tua voce, mi hai guidato in mezzo al fuoco, nel buio tu
quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Dona sempre, Signore, Tu da sempre sei fedele, dona sempre, Gesù. Tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio rendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. Voglio arrendere la mia vita a Ti te, dono, Gesù. ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Tu da sempre sei fedele, Tu da sempre, Gesù. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Io canterò della tua bontà. Dillo, Io canterò nella tua bontà. Io canterò nella tua bontà. Alleluia. Beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. E se l'Eterno lo dice, così avverrà. Non sono i morti che lodano l'Eterno, né alcuno di quelli che scende nel luogo del silenzio, ma noi benediremo l'Eterno ora e sempre. Fratello mio, se la benignità di Dio ci sta accompagnando, questo è il tempo di adorarlo. È tempo di spandere i nostri cuori. Cosa hai portato questa sera? Dai tutto il tuo cuore al Signore. Sia un altare di adorazione questa sera, che il tuo cuore si possa aprire alla sua presenza e che la tua voce possa salire davanti al trono della grazia, perché il Signore gradisce l'adorazione. Adoriamo il Signore insieme, amen. Non perdiamo questo momento, adoriamolo, un solo cuore, una sola mente, un solo spirito, ricerchiamo la gloria di Dio, alleluia. Gesù,
gioia trovo in te, dillo, spando il mio cuore davanti al Re, che il suo sangue versò per me. Eccomi, Signore, io mi offro a te, prendimi, ti do ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù. Alleluia, Gesù. La vita è quella che Di più prezioso la metto ai piedi tuoi. la metto ai piedi Tu tuoi. meriti di più, Gesù. Tu meriti di più. Dillo, c'è poca forza in me, C'è Padre. poca forza in me. Tu sai i giorni miei, Tu Gesù. sai i giorni Ma li miei, vivrò per te. ma li vivrò per te, Che ti Gesù, resti per me, che Signore. ti resti per me. Spando il mio cuore. Spando il mio cuore davanti al Re, che il suo sangue versò per me. Eccomi, Signore, io mi offro. io mi offro a te. Gesù, Prendimi, ti do ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù. Santo tu sei, Santo, vogliamo dirlo insieme. Tu sei santo. Santo è il Signore. Santo è il Signore. Santo, Santo, tu sei santo. tu sei santo, santo è il Signore. Santo, santo, tu sei santo.
Vogliamo dirlo insieme. Tu sei santo, santo è il Signore. Santo, santo, tu sei santo, santo è il Signore. Santo sei, santo eccomi, dillo. Signore, io mi offro. Prendimi Gesù, ti do ogni parte nel mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio di cuore, questo nome meraviglioso. Gesù, Gesù. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò un mondo, lavami e sarò più bianco della neve. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Signore, ancora vogliamo chiederti, purifica i nostri cuori questa sera. Che ogni cosa, oh Padre, che ha potuto offenderti ancora in questa sera possa essere rimossa, Signore. Vogliamo essere puri davanti a te, Signore. Vogliamo avere un cuore sincero. Vogliamo stimare, Signore, quel sacrificio che è stato fatto alla croce. Vogliamo dirti grazie per quello che tu hai fatto, per quello che continui a fare nelle nostre vite, Signore. Non smetteremo mai di dirti grazie, Signore, perché il tuo amore è immenso, perché tu sei fedele, nonostante i nostri sbagli, i nostri falli, le nostre mancanze, Signore, tu resti fedele alla tua parola, tu resti fedele alle tue promesse. Noi vogliamo dirti grazie questa sera. È l'unico modo, Padre, per dirti grazie, è quello di adorarti con un cuore sincero, con un cuore puro, con un cuore arreso. Lo vogliamo fare ancora in questo momento, Signore. Possa tu gradire questa adorazione, oh Padre, da questi cuori che ancora in questo giorno, Signore, ricercano il tuo volto, ricercano il tuo abbraccio, ricercano te, Signore, unico e solo Dio. Adoriamo il nostro Signore, amen. Alleluia. Cerca la sua faccia, cerca la sua presenza. Alleluia. Voglio dichiarare il nome
solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù. che c'è pace nella tua presenza. Solo Gesù. Voglio dichiarare Voglio dichiarare il nome Gesù. ogni dipendenza Ogni dipendenza spezzerà. Ci donerà speranza e libertà. Solo Gesù, dillo! Solo Gesù. In te potenza E guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù. Sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. in te potenza E guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. in te potenza, Signore. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel
in te, non più fortezze, spendi nel buio un fuoco se. Alleluia. Sì, Signore. C'è potenza nel tuo nome. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. E ancora in questo momento, Padre, io voglio proclamare e dichiarare questo nome che è al di sopra di ogni altro nome, su queste preghiere, oh Padre, affinché ci sia guarigione, liberazione, salvezza nel nome di Gesù Cristo. Padre d'amore, ancora in questo momento, io voglio pregarti, Signore, per Andrea, che Dio lo liberi, Signore, nell'anima da tutto quello che sta attraversando in questo momento. Signore, stendi la tua mano, affinché qualsiasi sia la causa, Signore, sia debellata nel nome di Gesù Cristo. Ancora Enza e famiglia davanti al tuo trono, Signore, stendi la tua mano e opera con potenza. Ancora Giosuè e Gabriele davanti a te, Signore, tocca questi cuori, oh Padre. Ancora Katia e la sua casa davanti al tuo trono, Signore. Raffaele e Francesco davanti a te, Signore, stendi la tua mano. Ancora Padre, i nostri figli davanti al tuo trono, Signore. Ancora le nostre mogli, i nostri mariti non convertiti, Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano. Portali a te, Signore, ancora in questo tempo. Ancora vogliamo pregarti per la tua Chiesa sparsa sui quattro canti della terra, Signore. Ti preghiamo, Padre, che ci sia protezione, che ci sia unità tra le chiese, affinché attraverso questa unità, Signore, si possa vedere il tuo braccio all'opera. E ancora vogliamo pregarti, Signore, per le carceri, gli orfanotrofi, gli ospedali, le case famiglie, gli ospizi, Signore. Questi luoghi dove c'è tristezza, desolazione, oh Padre, ti preghiamo, stendi la tua mano, intervieni secondo la tua grazia e la tua misericordia, Signore. E ancora in questo momento mettiamo il prosieguo di questa riunione, oh Padre, nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, parla ai nostri cuori, ungi le labbra del tuo servo, ungi il suo cuore, oh Padre, affinché la tua parola possa, Signore, essere filtrata attraverso di lui e raggiungere i nostri cuori. Padre, vogliamo dirti grazie per tutto ciò che tu hai preparato e a te diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. È meraviglioso stare nella presenza di Dio. Amen. Questo è il tempo delle testimonianze. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Alleluia. Nessuno vuole testimoniare? Ok, allora avete fame della parola? Quindi preghiamo per l'offerta, dai. Ci prepariamo per l'offerta e prendiamo anche l'offerta. Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza, Signore. Vogliamo dare questa offerta, Signore, che diamo con tutto il nostro cuore, oh Padre. Grazie per l'opportunità che tu ci doni ancora in questo momento di poterti donare, Signore. Noi vogliamo donare per l'avanzamento del tuo regno, Padre. Benedici il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria, in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Oggi vivo nella gioia ed un nuovo tempo. Nuove opportunità e poi raggiungo il cielo. Liberati, imbiancati da tutti i peccati. Inizio a camminare verso te, Signore. Credo nel mio Dio che mi rinnova. Uomo nuovo e libero io sono. La forza dei tuoi sogni, di tutti i desideri, montagne e valli con te io attraverserò. La forza dei
i tuoi sogni, paura non avrò, nel mio futuro al centro dei progetti io sarò, sicuro io sono. Alleluia. Dobbiamo fare un applauso al Signore. Al centro dei progetti di Dio. Amen. Ok, vogliamo passare alla parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Dio parlerà alle nostre vite. Amen. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e pace anche a quanti sono collegati con noi da casa. Si parlava proprio di avere fame della parola. Io voglio parlarvi in questa sera della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ma sotto un altro aspetto che Dio ha messo nel mio cuore. Quindi andiamo alla parola nel Vangelo di Marco al capitolo 6. Leggiamo dal versetto 30 al versetto 44. Alleluia. Se abbiamo preso la parola vogliamo anche pregare. Caro Padre, ancora in questa sera veramente con un cuore allargato, Signore, noi ci presentiamo a Te per meditare, Signore, ma soprattutto per mettere in pratica il consiglio della Tua parola. Io Ti ringrazio come sempre con tutto il mio cuore per il privilegio, l'opportunità, ma soprattutto la grazia, Signore, che Tu fai alla mia vita di poter meditare questa parola insieme ai miei fratelli e le mie sorelle. Chiedo sempre, come ogni volta, Signore, la guida, l'unzione del Tuo Spirito, Padre, sulla mia vita, affinché ogni mia parola non sia dettata dalla mia volontà, ma sia una parola che venga dal cielo, dall'alto, per parlare ad ogni cuore, il primo, il mio, Signore, così per tutti i miei fratelli e le mie sorelle, quanti ci ascoltano in questa sera da casa. Noi vogliamo ringraziarti e benedirti con tutto il cuore, in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo tutti insieme Marco capitolo 6 dal versetto 30. Dice così questa parola, a Dio tutta la gloria. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte in luogo solitario e riposatevi un po', poiché era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato, e la folla li vide partire, molti lo riconobbero. Da tutte le città accorsero là ai piedi e arrivarono prima di loro e si strinsero intorno a lui. E Gesù sbarcato vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, prese a insegnare loro molte cose. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi all'intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Ma egli rispondendo disse loro: date voi a loro da mangiare. Ed essi gli dissero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare. Ed essi disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Ed essi, accertatisi, dissero: 5 pani e 2 pesci. Allora egli ordinò loro di far accomodare tutti per gruppi sull'erba verde. Così essi si sedettero in gruppi di 100 e di 50. Poi egli prese i 5 pani e i 2 pesci e alzati gli occhi al cielo li benedisse, quindi spezzò il pane, li diede ai suoi discepoli perché li mettessero davanti a loro, e divise pure i 2 pesci fra tutti. E mangiarono tutti a sazietà e raccolsero 12 ceste di pane, piene di pezzi di pane e di resti di pesci. Or coloro che avevano mangiato di quei pani erano circa 5.000 uomini. Fin qui la parola di Dio. Vedete, dice questo testo meraviglioso che i discepoli erano talmente impegnati nell'opera del Signore, quindi col Signore stesso,
che non avevano, dice la parola, nemmeno il tempo di mangiare, erano diciamo intenti, assorbiti proprio dal servire il Signore con tutto il cuore. Questo, fratelli cari, è qualcosa che è arrivata anche nella nostra vita, cioè quella che quando abbiamo scelto di servire il Signore a volte non abbiamo il tempo di fare tante cose, talmente siamo assorbiti dalla grazia, siamo assorbiti dalle cose da fare per l'avanzamento del regno di Dio. Dice questa parola, vedete, il Signore ad un certo punto è un po' come si affaccia sulle nostre vite, vede le vite di questi discepoli e dice la parola che capisce il Signore che questi uomini hanno bisogno di riposare, hanno bisogno di stare un po' in disparte, hanno bisogno di stare tra di loro in comunione. E quindi dice la parola di Dio in questa sera che il Signore li cerca di portare in un luogo solitario, appartato. Dio, fratelli cari, vuole tante volte portarci in luoghi solitari appartati, vuole avere comunione con noi, vuole stare con noi in disparte, senza tanta folla. Però dice la parola di Dio che, come sempre, il Signore cerca un luogo solitario, si mette su una barchetta, cerca un luogo appartato, ma come sempre succede, fratelli cari, diciamo che la folla vede dove va il Signore, li segue perché vedete questa nomea del Signore, questo Signore meraviglioso che fa segni, miracoli e prodigi, nessuno si vuole allontanare, tutti vogliono seguire Gesù, tutti vogliono ricevere, un po' come noi in questa sera. Noi siamo qui per ricevere, fratelli cari, siamo qui perché vogliamo essere saziati dalla parola di Dio. E forse sicuramente oggi è venerdì, siamo stanchissimi, io sono stanchissimo, perché ci accumuliamo, fratelli cari, diciamo tutto l'impegno, oltre al lavoro secolare che ci assorbe tanto tempo, ma siamo a volte stanchi di correre avanti, di correre indietro, anche nell'opera del Signore, perché no? Però siamo gioiosi di essere qui, perché sappiamo che nella casa di Dio, fratelli cari, ci passa ogni stanchezza, perché noi abbiamo bisogno, fratelli cari, per quanto la stanchezza possa prendere la nostra vita, noi abbiamo bisogno di mangiare della parola di Dio, di ascoltare la parola di Dio, di stare in comunione con il nostro amato Gesù, per ricevere quel pane della vita, come è scritto nel Vangelo di Giovanni. Io sono il pane della vita, disse il Signore Gesù. Ora, fratelli cari, dice questa parola che il Signore cerca un luogo appartato, in disparte. E quindi, fratelli cari, dice la parola di Dio che anche i discepoli ad un certo punto si aspettano che c'è un luogo appartato dove forse possono fare anche tante domande al Signore, possono chiedere al Signore tante cose, fare tanti discorsi, avere comunione. E quindi anche loro in qualche modo si aspettano di riposare un po', no? Tante volte anche noi programmiamo le nostre vite per dire io voglio, è un errore incredibile, però c'è questa cosa che si dice a volte devo staccare la spina. Stacca la spina da internet, stacca la spina dal televisore, stacca la spina da altre cose, ma non staccare la spina dal nostro amato Gesù e da questa parola, staccala da tutte le parti. Molti, fratelli cari, dicono io devo staccare la spina, me ne devo andare chissà dove per riposare, per riprendere forze. Tu non riprenderai mai forze se stai lontano dal Signore. Tu non riprenderai mai forze se pensi di staccare la spina dalla casa di Dio, dalla sua parola. E quindi, fratelli cari, tornando alla parola, i discepoli si aspettano di riposare, di stare tranquilli, perché sicuramente si erano affaticati. Ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che ad un certo punto, dice, quando il Signore sbarca, diciamo, in questo territorio e la folla lo attende, la folla intorno lo stringono, il Signore vede che c'è un bisogno, fratelli cari. C'è un bisogno, mentre i discepoli pensano di riposare, dice ma questo nostro riposo quando arriva? Vedono che queste folle stanno lì, accalcano il Signore, ad un certo punto il Signore dice la parola di Dio che non si risparmia, Lui continua ad insegnare, fratelli cari, insegna continuamente senza stancarsi. Il Signore, fratelli cari, non ha mai rimandato nessuno indietro a mani vuote, chiunque è andato dal Signore ha ricevuto. E dice la parola del Signore in questa sera che Lui continuava ad insegnare, anche Lui era stanco, ma di fronte ad una folla esigente, una folla che chiedeva aiuto, soccorso, il Signore non si è risparmiato. E dice che dopo aver insegnato, fratelli cari, c'è qualcosa che deve rimanere nel nostro cuore in questa sera.
Il Signore vide che quelle folle effettivamente lo seguivano, erano stanche, erano affamate, avevano ricevuto l'insegnamento, ma avevano bisogno, fratelli cari, anche di ricevere qualcosa da mangiare per sostenersi. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che il Signore dice in questa parola meravigliosa che il Signore ne ebbe compassione. Compassione, fratelli cari, ma che cosa significa? È un sentimento profondo che nasce dal nostro cuore, ma un sentimento per che cosa? È un sentimento che nasce dal mio e dal tuo cuore quando tu vedi un'esigenza, vedi un bisogno di una folla, di una persona e il tuo cuore si stringe perché non puoi fare a meno di portare aiuto. Noi non possiamo, fratelli cari, come è successo sulla strada di Damasco, dove, vi ricordate, quella persona è stata derubata, è stata maltrattata, è passato il sacerdote e si è girato dall'altra parte, è passato il levita parimenti, ha fatto la stessa cosa, poi è passato un samaritano e gli ha dato soccorso. Così siamo noi, fratelli cari. Gesù, dice la parola di Dio, ne ebbe compassione perché vedeva quelle folle senza pastore, come delle pecore erranti. E il Signore, fratelli cari, non può girarsi dall'altra parte di fronte al bisogno, di fronte al mio, al tuo bisogno, di fronte al bisogno della sua Chiesa in questo tempo. E dice la parola del Signore che Lui ne ebbe compassione. La compassione, fratelli e sorelle, ti fa muovere, l'amore ti fa muovere, ti fa fare delle cose, non ti fa rimanere impassibile, ma ti fa muovere, cerchi di fare qualcosa perché il tuo cuore si stringe di fronte a un bisogno. Così, fratelli cari, accade nella parola di questa sera. I discepoli aspettavano un riposo, un meritato riposo, ma dice la parola di Dio che il Signore voleva intervenire ancora nella vita di queste folle, vuole intervenire ancora nella nostra vita. E la cosa più strana, assurda, sapete qual è? Che questi discepoli che aspettavano di riposare un attimo, di stare un po' tranquilli, il Signore gli affida un compito, cambia il suo piano. Quante volte nella nostra vita il Signore ha stravolto la nostra vita, i nostri piani, i nostri progetti. Vedete, qui il Signore gli ha detto di andare a riposare, ma da un certo punto fa una cosa e gli dice: date voi loro da mangiare. È come che in questa sera il Signore lo dice a me e lo dice a te. E tu dirai: Signore, ma io mi aspettavo un meritato riposo di fronte a tutta una settimana di stanchezza, di lavoro, di impegni. E tu in questa sera mi chiami ancora a dare da mangiare agli altri, a fare qualcosa. Dio ti chiama, fratelli cari, a dare da mangiare agli altri. Non tirarti indietro, non mettere le tue, come posso dire, le tue debolezze davanti al Signore, non accampare scuse. I discepoli, fratelli cari, cominciarono ad accampare scuse, cominciarono a fare dei calcoli. Anzi, il loro calcolo era questo: Signore, licenzia le folle perché qui non possiamo dare loro nulla. Noi possiamo dare tanto, fratelli cari, tu puoi dare tanto. Anche i discepoli, fratelli cari, vedete, il loro resoconto è quello di far sì che queste folle dovessero allontanarsi per cercare da mangiare. E il Signore dice in questa sera a loro: date voi da mangiare. E vedete, di fronte a questa parola, effettivamente i discepoli si trovano scoraggiati, si trovano un po' delusi da questa parola. Dice: noi siamo qui, non c'è nulla da mangiare, ma che cosa gli possiamo dare? Quante volte, fratelli cari, noi siamo stati chiamati dal Signore a dire: date loro da mangiare, noi abbiamo accampato tante scuse. Signore, che gli darò, che gli dirò? Dio non ci chiama, fratelli cari, a voltarci dall'altra parte quando c'è un bisogno. Il Signore nelle nostre vite, fratelli cari, ogni qualvolta noi ci siamo rivolti a Lui, Lui non si è girato dall'altra parte, Lui è intervenuto nella nostra vita, Lui ci ha soccorsi. Non ha accampato scuse, non accampare scuse. Non facciamo come i discepoli che volevano insegnare a Gesù come risolvere il problema di quel tempo. Dal Signore il problema si risolve sempre, fratelli cari. Il problema è quando noi cominciamo a pensare con la nostra mente come poter risolvere i problemi. I problemi bisogna portarli ai piedi di Gesù.
Io penso che i discepoli continuavano a dire: ma adesso quando è che riposiamo? Quando è che riposiamo? Il Signore ci ha promesso un riposo. Ma di fronte ai bisogni della gente, fratelli cari, noi non possiamo riposare. L'uomo non è fatto per il riposo è fatto per l'uomo, non è fatto per l'uomo per riposare continuamente. Certo, dobbiamo anche riposare in quello, ma quando il Signore ci ha chiamati, fratelli cari, ci ha chiamati al suo servizio, noi non abbiamo requie, non abbiamo, come posso dire, non abbiamo tempo. Il nostro tempo, fratelli cari, è quello di spenderlo nel regno, nell'avanzamento del regno di Dio, è quello di continuare ad annunciare la parola, perché, fratelli cari, lì fuori c'è un bisogno. Le folle, fratelli cari, sorelle, sono affamate, sono stanche, sono bisognose, come disse il Signore, erano delle pecore erranti senza pastore. E noi siamo chiamati, fratelli cari, in questo tempo a dar loro da mangiare. E tu potresti dirmi in questa sera: che gli darò? Io sono stanco, mi aspetto un meritato riposo. Noi gli possiamo dare da mangiare, fratelli cari, e dobbiamo farlo perché il Signore ha chiamato noi. Ha chiamato noi. E tu in questa sera mi potresti dire: ma che gli darò? Che gli diamo, fratelli cari? Ma che cosa gli possiamo dare? Noi gli possiamo dare questa parola, che è spirito e vita. E vedete, i discepoli, quando il Signore gli ha fatto la domanda, cominciarono a pensare dove comprare, quanti soldi bisognava avere per comprare del pane dei poveri, il pane fatto di orzo, e quindi il pane dei poveri, ma bisognava avere tanti soldi. Quindi non avevano nulla. Tu mi potrai dire in questa sera: io non ho nulla da dare agli altri. Anche i discepoli dissero questo, fratelli cari. Dissero: non abbiamo nulla, ma il Signore dovette insistere: ma che cos'hai? Il Signore ti dice in questa sera: ma che cos'hai? Dice: ma io non ho nulla. Tu potresti dirmi: Signore, ho una piccola fede. Qualcun altro mi potrebbe dire: io ho una piccola preghiera da portare. Un altro mi potrebbe dire un'altra cosa. Così i discepoli: Signore, ci sono 5 pani e 2 pesci, ma che cos'è per tanta gente, per tanta folla? Il problema è, fratelli cari, che tutte queste piccole cose che noi abbiamo, e dobbiamo impararlo, bisogna metterle nelle mani di Gesù. Perché se io vedo un bisogno di una folla, un bisogno qualsiasi possa essere, di una malattia, di una prova, di un'afflizione che qualcuno sta vivendo, io a volte mi trovo scoraggiato perché penso che debba essere io a risolvere il problema. No, fratelli cari, noi dobbiamo solo portare quel poco che abbiamo, quella poca di fede, forse una piccola preghiera, portarla ai piedi di Gesù, portarla al Signore. Perché Dio è colui che moltiplica e provvederà, non siamo noi, fratelli cari. Ma in questo tempo, fratelli cari, Dio non ci sta chiamando a riposare. I discepoli si aspettavano sempre di riposare, ma Dio, fratelli cari, cambia i disegni. Perché il disegno di Dio, il progetto di Dio verte per la salvezza delle anime. E la salvezza delle anime vengono salvate attraverso la predicazione della parola di Dio, che deve avvenire attraverso di me e di te, non perché io predico qua sopra, ma attraverso di te. Dicevo ieri a Casandrino, noi che siamo qui, fratelli cari, abbiamo tanto da testimoniare agli altri. Ognuno di noi, fratelli e sorelle, deve testimoniare agli altri ciò che Dio ha fatto nelle nostre vite, ciò che Dio ha cambiato nella mia e nella tua vita, e che Dio può fare anche con gli altri. Questo bisogna testimoniare, non studiare teologia per poter parlare agli altri. Mettere quel poco che hai nelle mani di Dio, sapendo che noi non possiamo fare nulla, i discepoli non potevano fare nulla, ma portare quel poco a chi può moltiplicare ogni cosa. In questa sera, in questo tempo, forse stiamo riposando troppo, fratelli cari, e non vediamo, non riusciamo a condividere il bisogno che c'è intorno a noi. Forse quella compassione che è nel cuore di Dio e nel cuore di Gesù è una compassione che ci deve essere nel mio e nel tuo cuore, è una compassione che ti fa muovere, è una compassione che non ti fa girare dall'altra parte, è una compassione che va verso i bisogni delle persone. Certo, se li possiamo aiutare anche economicamente, ben venga, Dio sia la gloria.
Ma il mondo, fratelli cari, ha bisogno della parola di Dio, questa parola che può trasformare le anime, può trasformare le vite come le ha trasformate a me e a te. E Dio ci sta chiamando in questo tempo non a riposare continuamente, ma ad attivarci, fratelli cari, anche se siamo stanchi. Come io dicevo prima, dopo una settimana di lavoro, di impegni, ma metti quelle tue poche forze nelle mani di Dio, metti quel poco che hai nelle mani di Dio, come in questa sera, a dire: Signore, io sono stanco, sono afflitto, ho 1000 problemi, ma io in questa sera sono nella tua casa perché ti offro quel mio cuore, quel mio piccolo cuore, quella mia piccola preghiera, e so che, Signore, affidarla a te queste cose, tu le moltiplicherai, tu provvederai, tu agirai, Signore, tu sfamerai, Signore, perché tu sei colui che può provvedere ai bisogni delle folle. E noi in questa sera, fratelli cari, siamo bisognosi, siamo venuti qui bisognosi di ricevere ciò che il Signore vuole dirci in questa sera. E il Signore in questa sera ti dice: sii misericordioso come è il Padre tuo che è nei cieli. Dio ci chiama ad essere misericordiosi, fratelli cari, perché se Lui è misericordioso noi dobbiamo agire parimenti allo stesso modo. Non girarci dall'altra parte e pensare che i nostri problemi sono più grandi degli altri. E dice: ho tanti problemi nella mia vita, ho tante difficoltà, tante preoccupazioni, come faccio io a dare una mano, a sostenere, forse ad annunciare la parola? Fallo, non ti stancare, ma continua ad annunciare, continua a predicare, continua a testimoniare che Dio nella tua vita ha fatto grandi cose. Ha fatto grandi cose, fratelli cari. Io quando mi rivedo nella mia vecchia vita, prima di conoscere il Signore, non possiamo, penso ognuno di noi, non ringraziare il Signore continuamente, perché c'è stato qualcuno che ci ha parlato del Signore, c'è stato qualcuno che non ha riposato pur di parlarci del Signore, fratelli cari. C'è stato qualcuno che non ha badato a se stesso, ai suoi problemi, ma ci ha parlato di Gesù, ci ha parlato di un Signore che poteva risolvere i problemi, che poteva cambiare le vite. E noi se siamo qui, fratelli cari, perché Dio ha cambiato la nostra vita. Ma c'è un bisogno. Dio in questa sera ci dice che c'è un bisogno. E tu dici: come faccio, Signore? Fai come i discepoli. Signore, non abbiamo nulla, abbiamo poco, 5 pani, 2 pesci. Ma in questa sera portali alla presenza del Signore. Portali ai piedi di Gesù. Allora ti vedi che i tuoi problemi sono grandi. Porta la tua preghiera a Gesù. Non cominciare a pensare come poter risolvere i tuoi problemi e le tue difficoltà, ma porta una breve preghiera al Signore. Signore, aiutami, ascoltami, Signore, cambia questa situazione. Opera verso il bisogno della mia casa, della mia famiglia. Tocca i cuori. E Dio lo fa, fratelli cari. Siamo in tempi in cui il Signore ci chiama veramente a non riposare, a non avere requie, ma continuare, fratelli cari, a predicare, ad annunciare, a testimoniare. Vedete, dice la parola di Dio che ad un certo punto il Signore cominciò a dare un comando, cominciò a mettere ordine, c'era confusione. Tante volte c'è confusione nella nostra mente, ma il Signore è ordine, fratelli cari. Dice: fateli accomodare. E io mi immagino i discepoli che si aspettavano sempre quel meritato riposo e devono continuare a lavorare. Poi il Signore continua a dire: fate gruppi da 50 e da 100, quindi si devono dar da fare, fratelli cari, devono continuare a lavorare. E devono lavorare, fratelli cari, perché non solo devono far accomodare e quella grande folla dividere in 50 e in 100, ma poi, fratelli cari, dice la parola di Dio che devono anche provvedere a dargli da mangiare, perché avendo portato i pani e i pesci al Signore, il Signore, avendoli moltiplicati, c'è la distribuzione. Signore, dobbiamo continuare a lavorare. Bisogna continuare a lavorare, fratelli cari. Non c'è requie, non c'è riposo. Continuiamo a lavorare, fratelli cari. Non badiamo a noi stessi, a tutte le difficoltà che possiamo vivere, ma condividiamo con gli altri ciò che noi abbiamo. Non abbiamo tanto, fratelli cari. Abbiamo poco, ma quel poco messo nelle mani di Dio diventa molto. È come in questa sera, fratelli cari, quel poco messo nelle mani di Dio, il Signore ha sfamato una folla di 5.000 persone, dice la parola di Dio, senza contare donne e bambini,
E dice la parola del Signore che ne sono avanzati anche tanti cesti di pane e di pesci, perché il nostro Dio è un Dio abbondante, che quando opera, fratelli cari, opera in modo smisurato, talmente che la benedizione di Dio arriva, fratelli cari, che noi rimaniamo sempre senza parole. Ma in questa sera il Signore vuole esortarci a tutti insieme, fratelli cari, esortarci a portare quel poco che hai. Non lo so come sei venuto qui, con quale bisogno, quale necessità, quale preghiera, quale infermità, io non lo so. Io penso che ognuno di noi è venuto nella casa di Dio con un piccolo bisogno, con una piccola richiesta. Dice: Signore, è piccola per te, che cosa sia, ma tu fai, abbi fede, credici, porta questa tua richiesta, questa tua preghiera, questo tuo bisogno ai piedi del Signore, portalo, non vergognarti. Non vergognarti, a volte sono anche piccole cose che noi diciamo: vabbè, sono piccole cose, riusciamo a risolverle da noi. Portala ai piedi di Gesù ed Egli moltiplicherà, provvederà. Ma soprattutto, fratelli cari, c'è un bisogno intorno a noi. Non lo so dove sta questo bisogno, forse nella tua casa, sul tuo posto di lavoro, forse nei posti dove frequenti. C'è un bisogno, fratelli cari, c'è un bisogno. Le folle accorrono, vogliono ascoltare, vogliono sentire, ma qualcosa di diverso, fratelli cari, non le solite chiacchiere di questo mondo, le solite promesse che vengono meno. Questo mondo ha bisogno di ricevere la parola di Dio, quella parola, fratelli cari, che è in grado di sfamare le nostre anime, la nostra sete. E questa è la parola di Dio, fratelli cari. Allora in questa sera, fratelli e sorelle, io termino qui, sono stato brevissimo, ma vorrei ancora avere un momento di preghiera, vorrei ancora chiedere al Signore, vorrei ancora portare il bisogno che ognuno di noi ha nella propria vita, nella propria casa, nella propria famiglia ai piedi del Signore, quel poco. Dio non ci chiede tanto, fratelli cari, Dio non ti sta chiedendo tanto, ti sta chiedendo poco. Quel poco messo nelle mani di Dio diventa molto. Quella breve preghiera che tu farai in questa sera per un bisogno, per una malattia, una difficoltà, abbi fiducia che il Signore provvederà. Il nostro Dio, un Dio che provvede, fratelli cari. Vedete, Lui, dice la parola di Dio, non si stanca, non dorme, non sonnecchia. Laddove c'è un bisogno Lui interviene. E se in questa sera tu hai un bisogno, Lui interverrà nella tua vita. E permettiamo al Signore di poter operare, fratelli cari. Permettiamo al Signore di poter portare beneficio alle nostre anime. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo avere un momento di adorazione ancora, chiedere al Signore quale sia il bisogno di tutti noi. Abbiamo un bisogno, Signore, e sappiamo che Tu sei presente qui in questa sera per operare, Signore, per distribuire ancora, Signore, perché ognuno di noi è venuto nella Tua casa con un bisogno diverso. Di che cosa hai bisogno in questa sera? Qual è la tua necessità? Che cosa stai chiedendo al Signore? Affidalo a Lui, affidalo nelle sue mani. Abbiamo visto quei pochi pani, quei pochi pesci che cosa hanno fatto? Hanno sfamato una folla incalcolabile. Allora porta la tua breve o piccola richiesta al Signore in questa sera. Falla con tutto il tuo cuore. Dice: Signore, ascoltami, ti prego, intervieni in questa mia difficoltà. Io porto questa mia breve preghiera, questa mia supplica. Ti chiedo aiuto, Signore, perché so che Tu puoi tutto, puoi fare tanto, Signore. Ed io ti prego nel nome di Gesù, papà. Ti prego, papà, opera. Facciamo un bel canto. Allora tutti insieme, fratelli cari, porta la tua richiesta e ricevi dal Signore in questa sera. Come quelle folle sono state sfamate, così in questa sera tu riceverai la tua parte. Tu riceverai quello che stai chiedendo a Dio. Chiedilo con fede. Una breve preghiera, una breve supplica, il Signore ti ascolterà. Grazie, papà. Grazie per ciò che farai, Signore. Grazie, Padre. Cercavo un giorno una vita felice di realizzare i miei sogni futuri ed io lottavo
infelice, cercavo in altri qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse farmi felice. Poi l'ho cercato e l'ho trovato, questo qualcuno sei tu, Gesù. Questa preghiera così dolce levo a te, oh mio Signore. Sento il bisogno di poter parlare con te, sentire ancora che tu sei vicino a me. E mentre mi apro a te, benedizioni scendono dal cielo su me. Gioir cantare per la gloria tua, Signore. Sentirmi libero e lodare Su nel cielo. Cercavo un giorno cercavo un giorno Dillo, una vita felice per realizzare i miei sogni futuri. ed io lottavo per poterla ottenere, ma senza metà. Io vagavo infelice, cercavo in altri qualcosa di nuovo, qualcosa che potesse farmi felice. Poi l'ho cercato, dillo ad alta voce, E l'ho trovato. questo qualcuno, dillo, Questo qualcuno sei tu Gesù, sei tu Gesù. Questa preghiera così dolce levo a te, oh mio Signore. Sento il bisogno di poter parlare con te, sentire ancora che tu sei vicino a me. E mentre mi apro a te, benedizioni scendono dal cielo su me. Gioir cantare per la gloria tua, Signore. Sentirmi libero e volare su nel cielo. Alleluia. Abbiamo ascoltato che il nostro Dio è un Dio pieno di compassione e che Lui si cala nelle sofferenze altrui, nel bisogno altrui. E quindi in questa sera chi è nel bisogno, c'è qui il Signore che vuole fare un'opera, perché Lui ha compassione di noi. Lui non si volta dall'altra parte di fronte ai bisogni del suo popolo, della sua Chiesa. Lui è pronto ad intervenire come ha fatto con queste folle. Li ha visti smarriti, li ha visti affamati e Lui ha provveduto, non poteva mandarli via così. E in questa sera il Signore non vuole che tu torni a casa come sei venuto con il tuo bisogno. Se vuoi che preghiamo per te, vieni avanti, porta il tuo bisogno a Gesù, perché in questa sera il nostro amato Signore è pronto ad intervenire, perché Lui, come abbiamo ascoltato, è pieno di compassione
e le sue compassioni si rinnovano ogni giorno. In questa sera riceviamo la nostra parte, quella parte che il Signore ha provveduto per noi. Ricevi la tua parte, ricevi la tua guarigione, ricevi la tua liberazione. Ricevi in questa sera un'opera meravigliosa, nuova, che Dio vuole fare nella mia e nella tua vita, perché Dio è presente qui, non si è dipartito, non si è dipartito e non può dipartirsi. Da dove c'è un bisogno Lui è pronto ad intervenire e provvede, come in questa sera Lui provvederà. Allora facciamo un canto, chi vuole venire avanti preghiamo, facciamo un canto e chiediamo a Dio di intervenire nella vita di tutti noi, affinché Dio possa ancora in questa sera sfamare il bisogno di ciascuno. Grazie papà. Contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, in quel dì i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è, Signore, non c'è, Non c'è, non c'è nessun altro come il mio Signore. Morto per me, al posto mio, risuscito. Alleluia, ritornerà, la sua chiesa rapirà, staremo con lui per l'eternità. ai tuoi piedi, Gesù. Ai piedi della croce io starò, contemplando la grandezza del tuo amore, prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato ed io dichiaro Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Non c'è,
c'è nessun altro come il mio Signore. Morto per me al posto mio, risuscitò il terzo giorno. Alleluia, Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui per l'eternità. per l'eternità, per l'eternità. Rendi prezioso ogni momento, tocchi il mio cuore, fai di me il tuo altare, portami nel tuo profondo, stringi la mano e non lasciarla più andare, rendi prezioso ogni momento, tocchi il mio cuore, fai di me il tuo altare, portami nel tuo profondo, stringi la mano e non lasciarla più andare, portami con te. Dove solo io e te ci vivremo ogni momento. Ti amo mio papà, io dipendo dal tuo amore, dillo, so che senza te non vivo, portami, Portami con te, dove solo io e te ci vivremo ogni momento. Ti amo mio papà, io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo, dillo. Se con me c'è tormenta, il mio aiuto nella prova, mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita, mi hai mi vestito, hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messo alla tua destra, come un padre mi ami e basta. se con me c'è tormenta, il mio aiuto nella prova, Mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita, mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messo alla tua destra, come un padre mi ami e basta.
e tormenta, il mio aiuto nella prova. Mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita. Dillo, mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messo alla tua destra. Come un padre, dillo, come un padre mi ami, sei con basta. me, sei con me, Se c'è tormenta, il mio aiuto nella prova. Mi hai tolto la tristezza, hai cambiato la mia vita. Mi hai vestito col tuo manto, il mio capo hai unto, mi hai messo alla tua destra. Come un padre mi ami e basta. Come un padre mi ami e basta. Signore, dillo, portami con te, dove solo io e te. Fai questa dichiarazione d'amore con tuo padre. Io dipendo dal tuo amore, so che senza te non vivo. Alleluia, Signore. Grazie, papà, perché ancora in questa sera, Signore, tu, Signore, hai sopperito ad ogni nostro bisogno, ad ogni nostra difficoltà, perché tu conoscevi, Signore, che ognuno di noi era nel bisogno, era nella prova, nella difficoltà. E ancora in questa sera, Signore, le tue compassioni, Signore, si sono rinnovate verso di noi. E vogliamo dirti grazie dal profondo del cuore, Signore, per ogni cosa, Signore, che tu hai donato alle nostre vite, perché in questa sera noi abbiamo ricevuto tutti, Signore. Noi abbiamo ricevuto da te, soprattutto la tua parola, quella parola che porta guarigione e libertà alle nostre vite. E ne vogliamo dirti grazie, papà. E vogliamo, Signore Dio, continuare a pregarti, perché anche da casa arrivano delle richieste di preghiera e noi vogliamo continuare a pregare e portare queste richieste davanti al trono della grazia tua, come già abbiamo fatto. Vogliamo pregare tutti insieme per Enzo, per resa a Dio. Si chiede anche una preghiera che nelle scuole possa arrivare la parola di Dio. Quindi preghiamo che il Signore possa suscitare, aprire dei canali dove si possa arrivare nelle scuole a predicare la preziosità della sua parola. Napiti chiede preghiera per lei e per il suo cuore e per la sua vita. Mario chiede preghiera per guarigione e poi si chiede preghiera per tutti i conduttori, che il Signore li unga. Grazie papà, non vogliamo ancora dimenticarci, Signore, dei nostri fratelli Camillo, di Vittorio, Signore, di Mario. Signore, stendi la tua mano sulle loro vite, perché noi sappiamo che tu sei un Dio, Signore, che opera in modo meraviglioso. E noi abbiamo fiducia, Signore, certezza nel cuore, Signore, che tu in questa sera hai ascoltato ogni nostra preghiera. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, per questa serata meravigliosa, Signore, dove eravamo venuti stanchi, afflitti, ma poi, come sempre, la tua parola, Signore, ha riempito la nostra vita, il nostro cuore, ci ha rinforzati, ci ha dato nuove forze, Signore, ci hai guariti, ci hai liberati, ci hai consolati, ci hai rafforzati, papà, e noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore. Grazie, papà, per come tu, Signore Dio, il tuo amore, Signore, si rinnova sempre, ogni giorno verso di noi, Signore. Grazie, papà. Ti chiediamo adesso di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, di vegliare su di noi durante la notte, Signore. Se il domani, aiutaci, ce lo doni ancora questo domani, Signore, aiutaci ad essere strumenti ancora che possano
possano testimoniare della tua parola, Signore, possano annunciare la tua parola, quella parola che vuole cambiare le vite, Signore. Noi vogliamo dirti grazie con tutto il cuore e lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Grazie papà.